Remigio Nascimben, da quanti anni lavora in questa bottega? In proprio ho cominciato nel 1966, però da apprendista nel 58, 1958, da apprendista per 8 anni, da 14 anni fino ai 20 che ho fatto il militare. E poi ho aperto nel 1900, come dicevo prima, 65. Ma lei è il più amato affilacoltelli di Treviso. Qual E è non, la specialità? la specialità prevalentemente le forbici da parrucchiere che me le mandano da tutto il Veneto, per dire. Poi i miei clienti di Treviso, Venezia, Padova, e poi ho appunto le estetiste per i tronchesini, le forbicette, i coltelli da cuoco, i Sefer, i coltelli da macellerie, insomma, tosatrice da capelli, tutto da affilare. Io faccio prevalentemente tutto a filatura. Qual è il segreto del buon artigiano come lei? Guardi, io faccio solo artigianalmente, viene fatto tutto a mano e non c'è niente di automatico, di meccanico, diciamo. Questa è tutta la mia attrezzatura che va fatta soltanto tutto manualmente. Senta, ma del suo lavoro qual è la parte che le piace di più? Ma il parrucchiere mi piace di più. Ieri ho affilato queste due forbici qua di uno specialista parrucchiere. Allora, questa è una forbice che l'ha pagata 800 euro, questa forbice qua, e l'ho affilata ieri, e questa l'ha pagata 600 euro. Cioè questo signore è un parrucchiere di Treviso che di due forbici ha speso quasi 1500 E cosa euro. hanno di così particolare? Hanno tanto, per dire, no, solo chi le usa può valutare, infatti se le ha comprate vuol dire che ha valutato. Sono forbici originali giapponesi, questa è una Mitsutani, questa è una Matsusaki, marche molto prestigiose a livello del Giappone. Il Giappone hanno una cultura del taglio straordinaria. Il difficile dopo è appunto metterle a posto, ci vuole una certa manualità. Io ho 78 anni, perciò quanti anni vado avanti ancora? Non lo so, Un bel po', speriamo. speriamo.